L'assistenza ai cittadini e il ripristino della viabilità sono le priorità sottolineate dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante il sopralluogo di stamani a Genova. Non c'è un problema di fondi, ha detto, ma di interventi che devono essere disciplinati. Dopo una prima riunione con il presidente Toti e il sindaco di Genova Bucci, Borrelli si è recato nella zona del Ponte Morandi per verificare la situazione e i lavori di rimozione delle macerie. La prima preoccupazione dunque è quella legata alla viabilità del quartiere. Abbiamo autorizzato e il Consiglio dei Ministri si è riunito una seconda volta, ha stanziato risorse cospicue per realizzare interventi di viabilità alternativa, per anche potenziare la rete del trasportistica ferroviaria, quindi su questo si sta lavorando, so che i lavori vanno bene, quindi mi auguro che quanto prima si possa realizzare questa viabilità alternativa. In secondo luogo le condizioni critiche degli sfollati dell'area del crollo. Per il rientro nelle case, per il recupero dei loro beni, si attende la certezza della stabilità del viadotto, mentre va avanti il dibattito istituzionale su come e quando demolire il tratto di ponte rimasto in piedi. Questa è una valutazione che stanno facendo i tecnici, ovviamente, lo sta facendo il Comune e la Regione, credo che ci sia anche la commissione del MIT che sta operando. Quindi si farà un approfondimento a livello tecnico, quindi ci si muoverà sulla base delle valutazioni tecniche. Intanto è stato nominato questa mattina il pool di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal presidente della Regione Liguria e incaricata di realizzare i primi interventi urgenti. 5 i tecnici individuati: Stefano Pinasco, ingegnere di Genova, Enrico Zio, ingegnere del Politecnico di Milano, Emanuele Gissi e Alessandra Derrico, rispettivamente ingegnere e architetto del Corpo dei Vigili del Fuoco, e poi ancora Pietro Croce, ingegnere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La commissione di esperti non avrà alcun potere ispettivo, ma di supporto alle decisioni del sindaco di Genova e del commissario delegato per l'emergenza.